bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Stamattina Caccamo Medievale si sveglia con tre comici, attori, cantautori siciliani. Sì, sì, attore Ivan Fiore, ma anche comico. Vuol dire anche dei cantanti. E anche dei cantanti, cantautori siciliani. Sì, loro sono così emozionati che non sanno a momenti più cosa devono dire e cosa fanno naturalmente. Allora, alla mia sinistra voglio presentare lui, Ivan Fiore. Sì, sì, sinistra, sì, Ivan Fiore. Credo di essere io, confermo. Sono Ivan Fiore, comico, musicista, cantante e ballerino e anche griglia, esperto di griglia e caddozzi. Ok, ma alla mia destra abbiamo due fratelli importantissimi. Loro sono due cantautori siciliani. Lui è Calandra Giuseppe e Calandra Maurizio. Ma iniziamo con i fratelli Calandra. Questa non è la prima volta che vi esibite in questa città medievale come Caccamo. Le vostre sensazioni in questa giornata di oggi? Allora, questo credo sia il quarto o il quinto anno che veniamo qua a Caccamo. Per noi ormai è diventato un appuntamento fisso e è fantastico. Questi giorni sono veramente intensi perché c'è una marea di gente, tanti amici che vengono a trovarci, a mangiare, a degustare e a passare un pomeriggio in allegria con spensieratezza. Quindi siamo nuovamente felici di essere ancora un'altra volta qua. Io mi associo a tutto quello che ha detto mio fratello, sono pienamente convinto di quello che ha detto è giusto. Per cui, niente che dire, Caccamo è meravigliosa, noi per il quarto anno siamo ancora qua, non abbiamo appunto ho detto e riconfermo quello che hai detto. Ma sei cabarettista tu? Anche, però abbiamo avuto sempre la fortuna di non avere Ivan Fiore sempre, invece quest'anno l'abbiamo con noi dalla mattina alla sera, lascio giudicare a voi. Anzi, lo dico ai radioascoltatori e chi ci segue sui social, gli altri anni Ivan è venuto con il motore. Quest'anno l'abbiamo in macchina, quindi ce lo sorbiamo. Abbiamo affittato la macchina apposta per lui. Ce lo sorbiamo dalla mattina, che lo abbiamo preso a Palermo, più tutto il giorno qua. Possiamo dire che abbiamo fatto colazione assieme. Fino al ritorno, quindi una giornata pesante, pesantissima. Facciamolo dire adesso ad Ivan. Ivan, è vero quello che hanno detto? No, è sbagliatissimo anche perché, no, ci tengo a dire una cosa, visto che ci sono gli amici, il motore è una cosa che si mette dentro l'automobile, la macchina, capito? Il motore è venuto col motore, con la moto e siamo venuti con voi con l'automobile, non con la macchina, perché la macchina è la macchina da scrivere, il motore è il motore a scoppio, ma loro sono ancora legati a certi linguaggi arcaici. Sentiamo, Era tutto concordato per tu fare la battuta. Ora stai facendo. Scusa. Comunque siamo venuti con una Fiat Multipla. Per precisare, ma oggi, ok, ma l'importante è che siete qua, ma oggi cosa ci farete ascoltare? Soprattutto tu, cosa ci farai sentire, ascoltare, ridere? Prendi questa griglia zingara e penso che farò questa canzone, vi faccio ascoltare, di Gianluca Grigliani. No, Ivan. Ok, ritorniamo dai fratelli Calandra. Allora, cosa ci farete ascoltare? E guarda, ora ci hai messo in difficoltà. No, cercheremo per quanto possibile di cantare le nostre canzoni siciliane e poi faremo anche qualche gag assieme ad Ivan. Diciamo, cerchiamo di passare una serata spensierata, quindi questo è lo spirito della giornata. C'è un sodalizio artistico con Ivan Fiore stasera. Anche lì correggere, serata è quando c'è di sera, noi siamo qua di mattina, di pomeriggio, quindi è giornata eventualmente, va bene? Ok. Va bene ragazzi. Ma non abbiamo ancora bevuto, pensa, quindi. Ma infatti, ma avete preso il caffè, giusto? Almeno quello. Perfetto. Allora un'altra tazza amaro. Va bene ragazzi, è stato un piacere condividere questa emozionante giornata con voi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao! Salsiccia!